Sabato 20 settembre, presso la Sala Veneziana di Castel San Zeno, si è svolto Due passi a Montagnana, viaggio nei sottoportici restaurati, la conferenza durante la quale è stato presentato ai cittadini il restauro da poco concluso delle pavimentazioni e la nuova illuminazione dei sottoportici del centro storico di Montagnana. Oggi è con grande soddisfazione che abbiamo presentato questo progetto, questa realizzazione, questo completamento di questo restauro conservativo dei nostri sottoportici, rifacimento della pavimentazione e nuova illuminazione. Di conseguenza avremo la possibilità di una passeggiata senza preoccuparci troppo di dover inciampare, ma soprattutto abbiamo un'illuminazione serale che ci permette di camminare in sicurezza e trovare quel momento di accoglienza maggiore per i nostri turisti, pertanto qualcosa di aggiuntivo rispetto a quanto già fatto in precedenza. Rispetto a questo possiamo essere citati come esempio per altri interventi di cittadine storiche, murate e vicine a noi, che in qualche modo stanno osservando come è stato fatto l'intervento. È in programma già da questo fine anno il rifacimento del manto stradale del tratto di via Matteotti che va da via Montagnana a Porta Legnago. Questo sarà veramente un momento di completamento per quello che è la nostra viabilità, un po' così ormai da tantissimi anni in questa situazione, ragion per cui i nostri commercianti, i nostri cittadini potranno fruire di una pavimentazione degna di quello che è Montagnana. I lavori di restauro conservativo delle pavimentazioni hanno previsto rimozione e pulitura delle pietre in trachite e uganea che sono state rifilate e ricollocate a secco con connessure non superiori a 5 mm sul letto di calce e sabbia utilizzando materiali di recupero. È stata inoltre realizzata la nuova illuminazione a LED in sostituzione di quella esistente lungo le vie porticate, che saranno illuminate in modo uniforme, prestando particolare attenzione al risparmio energetico e al rispetto del contesto storico. L'intervento rientra tra le opere regionali di tutela e valorizzazione delle città murate del Veneto. Oggi andiamo a inaugurare proprio qui a Montagnana questo importante intervento finanziato con la legge 15/2003 della Regione Veneto, la legge sulle città murate del Veneto e in compartecipazione col Comune di Montagnana. Devo fare proprio i complimenti al Sindaco Loredana Borghesan, all'ufficio tecnico, a tutti i progettisti e alle maestranze che hanno lavorato, perché proprio questo progetto è un progetto che sarà esempio per altre città di come si possa valorizzare un centro storico, quindi con una pavimentazione nuova, rivista e rimessa a posto, e nello stesso tempo un'illuminazione dei portici che sono presenti in molte delle nostre città, e quindi dare anche alla città, oltre a una sistemazione, ma anche un impulso maggiore alle attività economiche e alla sicurezza. Sicuramente è un progetto importante, 1 milione di euro speso bene in questo caso, che va a investire su una città che sicuramente sarà proiettata nei prossimi anni assieme alla nostra rete, al nostro circuito delle 40 città murate del Veneto, attraverso l'Europa e quindi attraverso gli itinerari culturali europei, a recepire finanziamenti che sono importanti non solo per il restauro conservativo dei monumenti, ma anche per incentivare la promozione turistica e culturale dei nostri luoghi, che può portare qui a Montagnana, ma a Cittadella, Marostica, Soave, in quelle città più belle che noi abbiamo, piccole, quel turismo che va alla riscoperta dei prodotti enogastronomici, che porta qui turismo di qualità. L'opera di restauro è stata subito messa alla prova durante la manifestazione che si è svolta nel fine settimana, dal mare alla piazza, che ha richiamato numerosi visitatori accorsi per degustare le specialità del mare e della terra veneti.